E ora vi faremo conoscere Angelo Adamo, un astrofisico, divulgatore e musicista, ospite dell'Università Cattolica su invito del seminario matematico. Mille galassie ad est del mio pianeta, esiste una donna che non piange mai, vive di quel che ama, non si vieta di fare quella cosa che qui non fa mai. Angelo Adamo, è uscito in questi giorni il suo ultimo libro, Storie di soli e di lune, racconti di sogni e racconti di scienza. Cosa che prevale di più, i sogni o la scienza? Allora, di questo mio ultimo, ma soprattutto primo libro, a prevalere penso che non ci sia nulla, nel senso che i sogni fanno parte della nostra vita quotidiana, noi sogniamo sulla base di ciò che ci piace o sulla base di ciò che non ci piace. La scienza qui emerge ogni tanto come sfondo, poi ogni tanto viene in primo piano, ritorna ad essere sfondo, semplicemente perché la nostra vita di tutti i giorni è comunque incentrata su vari argomenti, su vari topoi forniti proprio dalla scienza. La nostra vita moderna è fatta di scienza anche in ciò che mangiamo. E come è strutturato il libro? Il libro è strutturato, questa è una domanda strana, non ero preparato adesso, perché fondamentalmente la struttura non c'è. Nasce questo libro dall'arrivo in un punto, che è appunto il luogo libro, di tante storie che non sono nient'altro che momenti diversi della mia vita finiti dentro i miei vari block notice, che da sempre porto dietro, nei quali appunto idee tra le più disparate, dalle più stupide alle meno stupide, comunque sempre stupide. Alla fin fine si è venuto a creare questo libro, non ho dovuto fare nient'altro che raccogliere, prendendo di qua e di là questi elementi, cercando quelli che fossero più vicini o semplicemente quelli che erano le perline di questa collanina, su questo fil rouge della scienza, le ho messe tutte assieme e ho venuto fuori il libro. Sfogliando questo libro vediamo però che parlano o comunque si contaminano fra di loro scrittura, immagini e cosa? Beh, scrittura, immagini e quanto di altro non sono riuscito a farci star dentro, perché comunque la nostra vita è contaminata. È difficile che facendo un'attività io possa occuparmi solo di quella, sempre guardandola allo stesso modo. Noi non facciamo altro che vivere diverse sensazioni che ci provengono da tutti i nostri sensi e non facciamo altro che giocare con queste sensazioni che ci vengono che misuriamo continuamente con i nostri sensori. E allora la cosa che mi viene più facile fare, avendo da sempre curato di portare avanti vari linguaggi che mi stanno a cuore, è quella di mettere assieme le varie sensazioni che attorno a un argomento mi si affollano, per cui troviamo i disegni che fanno parte della mia vita, perché lavoro anche come illustratore, come fumettista. Ne farebbe parte anche la musica, solo che era difficile farcela stare in questo libro, mentre sto riuscendo a farcela stare in un altro libro che uscirà in ottobre, che parlerà del sistema solare anche tramite la musica, e ci starebbe per esempio il teatro con tutto il suo bagaglio di immagini, movimenti e quant'altro, che in effetti porta avanti come discorso parallelo con uno spettacolo che si intitola Il cielo è di tutti, nel quale molti di questi piccoli racconti, che non sono nient'altro che monologhi, entrano a far parte nel testo. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre, il venerdì alle 20:25 su Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia Telenord. Grazie a tutti voi per essere stati con noi.